Buonasera a tutti e grazie per aver accolto questo prestigioso invito che questa sera Codognier è veramente orgogliosa di ospitare. A fianco a me chiamo il sindaco di Codognier, Roberto Bett, così cominciamo con i saluti doverosi del padrone di casa. Grazie, buona serata a tutti, benvenuti a Codognier. Questa sera per noi è un momento di orgoglio, una serata di orgoglio, perché un piccolo comune come il nostro è riuscito ancora una volta a organizzare un grandissimo evento di natura culturale. Questa sera abbiamo l'onore di avere tra noi la Filarmonia Veneta, un evento che coinvolge la Croce Rossa italiana e un evento che ricorda una storia, la storia della Prima Grande Guerra Mondiale, e quindi un ricordo anche della tragedia che quest'anno, appunto, di cui quest'anno è il centenario. Io ringrazio, poi faremo anche tutti i ringraziamenti del caso, però un ringraziamento particolare a tutti i volontari che hanno lavorato per questa manifestazione, un ringraziamento alla famiglia Bonicelli che ci ospita e la famiglia Boff che ha concesso appunto l'utilizzo di questo parco bellissimo che appartiene al nostro comune, ma appartiene all'umanità intera, perché è una bellezza inestimabile, e questa sera avremo il modo di godercelo guardandolo seduti proprio di fronte a questa bellissima villa, ascoltando della musica eccezionale. E poi permettetemi un ringraziamento, e dopo la Lisa li farà alla fine, avremo modo di raccontare e spiegare meglio la serata, proprio la Lisa Tomasella, che la moglie, ormai lo sapete, che ha dato anima e corpo per questa iniziativa e che veramente voglio ringraziare pubblicamente. Prego Lisa. Grazie a tutti, però non dimenticate qual è il significato di questa serata. Codognier ha voluto riconoscere e celebrare la sua storia, la storia che ha vissuto durante la Prima Guerra Mondiale. Questa villa, alle mie spalle, davanti a voi, è stata occupata durante la Prima Guerra Mondiale dall'esercito austro-ungarico. Questa villa poi ha subito danneggiamenti, come tutta la comunità di Codognier ha subito violenze e danneggiamenti dovuti appunto alla presenza del nemico sul nostro territorio. Noi eravamo un'area di confine, eravamo al di là del Piave, la famosa linea su cui poi ci siamo ritirati e su cui poi il nostro esercito è ripartito per vincere e per liberare i nostri territori. Gli storici sono d'accordo nel dire che tutto questo territorio ha subito veramente delle violenze immani, e chi collaborava ad alleviare queste sofferenze immani durante la Prima Guerra Mondiale, ma durante i conflitti in generale, è la Croce Rossa, le Croce Rossine. Questa sera noi, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa italiana, al comitato locale di Conegliano, vogliamo ricordare la loro storia, vogliamo celebrare così il primo anno di celebrazioni della Grande Guerra, puntando l'attenzione, conoscendo ancora meglio che ruolo hanno avuto queste donne importanti all'interno del conflitto della Prima Guerra Mondiale e in generale poi all'interno di tutti i conflitti, perché ancora oggi è un corpo che esiste. Tra il primo tempo e il secondo tempo vi chiedo veramente di rimanere seduti, perché attraverso una volontaria della Croce Rossa potremo approfondire in maniera più efficace la storia di questo importante corpo. Ricordatevi poi inoltre, per gustare ancora meglio il repertorio di questo concerto, che la Prima Guerra Mondiale è stata un conflitto unico al mondo, perché ha cambiato, ha rivoluzionato il modo di combattere, e anche perché ha rivoluzionato il modo di concepire il ruolo femminile. Durante la Prima Guerra Mondiale la donna non è rimasta a casa, ma è stata vittima essa stessa e si è dovuto tirare su le maniche per aiutare gli uomini in questo conflitto. Donne che sono state impiegate nell'industria bellica, donne che da sole hanno dovuto tirare su la famiglia e occuparsi dei campi, della sussistenza della famiglia, donne che con coraggio e sacrificio si sono votate all'aiuto dei militari, come le Croce Rossine. Quindi grazie per essere qui presenti, vi auguro una buona serata e soprattutto che sia anche una buona occasione per conoscere meglio questo corpo, le Croce Rossine. Chissà che qualcuno tra di voi magari voglia anche sposare la loro causa e diventarne volontario. Abbiamo bisogno di volontari che ci aiuti su questo campo, e poi se volete ricordatevi che noi raccogliamo anche fondi proprio per il comitato locale di Conegliano. Grazie a tutti, buona serata.